fallimento perché è quello di cui ha parlato Napolitano. Non riuscirà a salvare l'Italia, non tanto per mancanza delle sue capacità, che per carità lui come economista è uno dei massimi che l'Italia poteva esprimere, dopo è stato in grado di provare le sue capacità anche in Europa, quindi per carità Monti di per sé, se potesse fare dittatore sicuramente potrebbe fare le decisioni giuste che non sono la patrimoniale e l'alzamento delle tasse. Purtroppo però comunque Monti, anche se non è stato eletto, dovrà avere a che fare con il Parlamento italiano e quindi scopriremo che il problema della crisi italiana non era tanto Berlusconi per sé, per carità magari Berlusconi di suo ha fatto di peggio, però scopriremo che anche con il miglior tecnico che l'Italia potesse avere, i problemi dell'Italia si andranno a impaltanarsi nel Parlamento italiano, perché le vere riforme per avere uno spiraglio di uscita per questo Stato non passeranno per motivi politici. Ecco, quindi insomma lei a chi affiderebbe il governo in tutto questo? Ma noi di Veneto Stato... Il governo di una crisi per evitare il default dell'Italia, insomma, sappiamo che cosa significa questa parola, che nel momento in cui, se un paese viene appunto dichiarato in fallimento... Sì, allora io se fossi Monti, penso che è quello che proverà a fare Monti, non metterei patrimoniali, perché alla base di questa crisi c'è una mancata crescita dell'Italia, perché ricordiamoci che lo Stato italiano è quello che cresce meno di tutto il mondo, quindi ci devono essere incentivi per la piccola e media impresa, ci devono essere riduzioni delle tasse sul lavoro, deve essere stimolata l'economia e quindi deve essere messo in secondo piano i conti pubblici dello Stato, che quelli si risolvono secondariamente se l'economia inizia a pompare, perché una volta che le aziende iniziano a vendere, iniziano a assumere lavoro, dopo avrai anche le entrate fiscali per risolvere i problemi del debito pubblico. Io comunque credo... No, però appunto a lei chiedo in particolare un commento su questo avvio di campagna elettorale. Certo il Veneto Stato non si è mai riconosciuto nella Lega Nord proprio perché l'obiettivo finale non è quello, il vostro obiettivo finale non si può associare a quello della Lega, eppure insomma, bisogna ripartire dai territori e questo è quello che immediatamente hanno cominciato a fare i leader del carrozzo. Sì, purtroppo hanno poco da fare perché essendo stati al governo tutti questi anni... Avete fatto poi un'ambassa di sì, anche perché hanno dimostrato che la via che passa per Roma non porta a nulla. Prima si parlava di che programmi, se questo governo appena passato ha portato a termine i loro programmi, guardiamo al federalismo, è stato un'enorme farsa perché è stato un accentramento del potere, è stato più un federalismo di stile sovietico piuttosto che quello di stile svizzero. Guardiamo le tasse, adesso non so se è colpa del PDL o della Lega, comunque fatto sta che la spesa non è diminuita, le tasse sono aumentate, soprattutto ultimamente anche con l'IVA al 21%, quindi i fatti parlano e la gente non è stupida e si rende conto che il percorso che ha fatto la Lega Nord l'ultimo quarto di secolo è fallimentare, perché non vai ad allearti con chi è contrario alle necessità del territorio, in questo caso cercare di avere un'autonomia o federalismo tramite Roma, ma questo tipo di percorso lo puoi attuare solamente nel territorio stesso, avendo una maggioranza nel territorio. Per questo Veneto Stato non gli interessa le elezioni politiche italiane, perché intende fare massa critica solo nel Veneto, solo con l'elettorato veneto, perché con una maggioranza democratica e in maniera pacifica e legale puoi attuare un percorso di diritto internazionale e arrivare a un obiettivo che è sicuramente più ambizioso del federalismo dell'autonomia, che è quello della completa indipendenza politica, però almeno è più percorribile. Dunque,